Titolo della nostra inchiesta sui consorzi di bonifica del Veneto, una visione di insieme tra investimenti costosi e mediazioni sofferte. Luca Colombo e Claudio De Zan. Dicevo una volta che a me sembra di fare l'equilibrista a 100 metri d'altezza su un filo ed io soffro di vertigini, veda lei quanto difficile è. Giuseppe Romano presiede l'unione dei 10 consorzi di bonifica del Veneto e guida quello del Piave. Impresa acrobatica, gestire 26.000 chilometri di canali, come la metà abbondante della circonferenza della Terra, 1.400 fra pompe e idrovore, combattere sul filo d'acqua in più o in meno, in bilico fra interessi e competenze contrapposti. Vuol dire, anche quando 3/4 dell'acqua della rete evaporano dal gran caldo di questi giorni, che la derivazione di Croce del Gallo a Crocetta del Montello deve comunque abbeverare il Sile, che non diventi una fogna tagliando il centro di Treviso, ma senza compromettere la sostenibilità ambientale del Piave. Servono almeno 11 metri cubi al secondo. Vuol dire alleviare la sete dei campi, mediare, ci vorrebbe un tavolo permanente però, con energia e turismo che i laghi li vogliono pieni, con i poteri locali che se li spartiscono. Il Garda diluirebbe la salinità del delta del Po, ma il grande serbatoio non è solo Veneto. Vuol dire risparmiare, erano il doppio i consorzi qui prima del 2009, e anticipare milioni di lavori aspettando i rimborsi di Stato e Regione. Abbiamo 138 cantieri aperti per 238 milioni di euro di lavori sul territorio veneto. Trasformare in riserve d'acqua cave esaurite, passare dall'irrigazione per scorrimento al suolo a quella a pioggia. Opere oscure ma grandi col clima che cambia. Potrebbe passare attraverso